Amici di Sportisili, un saluto dal vostro Marco Genduso qui per commentarvi gli ottavi di finale di eccellenza che vedono scendere in campo Castellammare e San Vito in palio, il posto per i quarti di finale. Il primo stesso palla per il San Vito con il primo tocco che sarà verso Fricano. Inizia adesso la partita con Fricano che trova subito la conclusione da fuori con Di Paola che ha battezzato ampiamente fuori, però che l'accompagna di avanzare, poi il rilancio offensivo, cercare Lavardero, mette giù il pallone, poi scarica benissimo, palla dentro l'area ancora su Lavardero che calcia, e poi la parata per Di Paola, e poi Messina svirgola il pallone, ma dopo 2 minuti e 38 secondi la prima occasione della partita è di stampo ospite. Addirittura a fare il terminale offensivo, Bulades prova a rientrare, lotta, anzi no, chiedo scusa, Prestigiacomo, il giovane sguscia via, cross in mezzo, Caroni allontana, poi la palla che rimane lì, sempre si lotta, calcia verso la porta, il palo è del gol, il gol del San Vito, la sblocca, era nell'aria, poi l'esultanza non esulta, poi Terranova, è un contropiede questa volta, può crederci il Castellammare, sale Taibi, servito in questo istante contro Ramaglio, c'è il taglio di Cagliozzo, Taibi vuole il mancino, salta 2, Taibi calcia, deviazione, e poi forse in calcio d'angolo, no perché Pizzotto la tiene, il cambio di gioco, infatti arriva adesso Bulades, scambio con Presti e Giacomo, sempre molto cercato dai suoi, Calagna, sente sul mancino, lo fa adesso Calagna, calcia da fuori, Calagna! E questa è una perla assoluta, non esulta ancora Calagna che fa 0-2, ma questo è un gol bellissimo perché va direttamente sul palo lontano. Caronia, lui il baluardo difensivo in questo momento, va dalle parti di Ba che si è fatto vedere bene tra le linee, Ba punta la porta, una grande progressione, Malik Ba 1-2, palla di ritorno per la conclusione, poi Pizzolato respinge sul tiro di Terranova, palla che rimane lì, cambia gioco, non chiude Frisella, Gomez sul mancino, finte contro finte, cosa punta, Gomez apparecchia per Salvia, sul destro non si fida della conclusione mancina, adesso Gomez va lui sul sinistro, apparecchia per la conclusione da fuori di Mustaccia e poi la parata di Di Paola. Perché dunque con l'ingresso di Frisella lui gioca come laterale mancino, Caroni è rimasto al centro della difesa. Va intanto, si autolancia, cross in mezzo, buca Pitanza, arriva Frisella che può calciare! Ecco Frisella, da quinto a quinto, 1-2, l'ha riaperta, ecco i cambi della panchina, ecco quanto servono. A fianco di Caroni, anticipo su Terranova, netto di AVA, Gomez vuole la velocità, lo salta di netto, mette palla ancora in mezzo e poi AVA conclude come un attaccante e fa 1-3. Ottima il dialogo in questo caso con Gomez che mette il pallone al centro e poi le urla, la felicità da parte del numero 5 che è salito benissimo in zona d'attacco e fa 1-3 con la doppia vittoria sulle parti di Caudace, 3-1 e 1-1. Ba in profondità, viene lanciato, Ba ancora, può calciare, poi la deviazione di Fricano che beffa anche il suo compagno e 3-2, ma adesso la partita è aperta più che mai perché ha avuto 90, non mancherà moltissimo, però adesso ci immaginiamo un Castellammare super offensivo nel tentativo di riaprire questa gara che intanto ha portato l'autogol di Fricano nel possesso, infatti è così con le mani, però va bene così perché vince il San Vito in trasferta contro il Castellammare con il risultato di 2-3.